Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di mercoledì 15 dicembre. Iniziamo oggi dal Corriere delle Alpi. In prima pagina il titolo principale: Stop agli interventi a rischio. Ospedali sotto pressione, slittano tutte le operazioni programmate che prevedano la terapia intensiva. Si tratta di una decisione assunta ieri dal direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor, per l'emergenza coronavirus, per fare spazio e per liberare personale per l'assistenza ai malati di Covid. È stata decisa questa riduzione o sospensione di attività non urgenti, non rinviabili negli ospedali del Veneto. La decisione vale per tutte le ULSS. E la fotonotizia della prima pagina: un Natale per tutti, i motori dei freestyler regalano emozioni. Tour di solidarietà in 3 tappe per portare un sorriso ai disabili di Belluno, Venas e Mel, con l'associazione Crossabili. Ma andiamo all'interno del giornale, dove le prime pagine sono dedicate alla pandemia, al rischio sanitario. Stretta sugli arrivi, c'è la quarantena per i non vaccinati. L'Europa protesta. Roma deve giustificare queste misure. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo. Oltre allo stato di emergenza restano anche commissario e comitato tecnico-scientifico, proroga di smart working e hub per i vaccini. Il commissario Figliuolo: abbiamo vaccini per tutti i bimbi fino a Natale, 500.000 iniezioni al giorno. La mia nomina a comandante del Covid sarà utile alla campagna per la somministrazione vaccinale. Con i team sanitari mobili andremo a portare il vaccino nelle zone remote del paese, casa per casa, in favore di persone anziane e fragili. Queste alcune delle sottolineature ricavate, evidenziate dal Corriere delle Alpi all'interno della intervista realizzata col commissario Figliuolo. Da oggi scatta il nuovo obbligo vaccinale per vaccino che serve per lavorare. Si tratta degli operatori della scuola e delle forze dell'ordine. In 150.000 non in regola, 20 giorni di tolleranza, poi la sospensione. La moltiplicazione dei posti letto per non dover cambiare colore. Le regioni aumentano la capienza degli ospedali per scongiurare il declassamento in zona gialla. Intanto sale il tasso di occupazione dei reparti riservati ai pazienti Covid. Anche questo articolo ha un respiro nazionale, ma passiamo invece a una analisi della situazione in regione. Veneto: superati i 4.000 casi in 24 ore, i 4.000 contagi da Covid. Stop agli interventi con rianimazione. La regione riduce l'attività programmata internistica negli ospedali, escluse le operazioni urgenti. Variano le regole per entrare nelle strutture ospedaliere. In sintesi, cosa succede? Per l'attività chirurgica con rianimazione, sospese tutte le attività chirurgiche programmate che necessitano il successivo ricovero nei reparti di terapia intensiva. Ridotta l'attività programmata di tipo internistico, con l'eccezione delle prestazioni non rinviabili e della chirurgia oncologica. Sospese le prestazioni specialistiche ambulatoriali delle strutture pubbliche e private accreditate, escluse quelle con priorità U e B, attività materno-infantile, oncologica, malattie rare e non rinviabili. E per quanto riguarda ancora la regione Veneto, raddoppiati i contagi nelle scuole, scatta l'obbligo vaccinale per i professori. Palumbo, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale: i bambini faticano a portare la mascherina e tenere le distanze, ma è tutto sotto controllo. L'incidenza nella fascia d'età compresa tra i 5 e gli 11 anni è di 400 positivi ogni 100.000 abitanti.
Incubi notturni e ansia, la dura coda del Covid. Il vaccino ci protegge, salviamo chi sta male. Questo l'appello del primario della pneumologia di Belluno, Rodolfo Muzzolon, che ha analizzato la situazione. La profilassi fa la differenza, ma ora bisogna fare la terza dose. E per quanto riguarda la provincia di Belluno, un decesso ieri in rianimazione di una donna di 75 anni che era ricoverata all'ospedale di Belluno, positiva al Covid. È il quarto nel giro di 2 giorni. Andiamo ora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi per arrivare a quelle dedicate alla provincia di Belluno, che inizia proprio con una cronaca che riguarda il comune di Belluno. L'idea del sindaco Massaro: riattivare le cucine in ogni scuola con i fondi del PNRR. Il primo cittadino, i dipendenti sarebbero sempre esterni. Si punta anche a rafforzare la filiera con prodotti a chilometro zero. E sullo stesso tema, blitz del consigliere comunale Roccon in 2 scuole, cibo freddo e porzioni scarse. Visitata una scuola elementare e una scuola media e secondo quanto riferito da Roccon il menù non era adeguato. Gara del gas, udienza rinviata, i legali, valutiamo il rito abbreviato. Gli avvocati di Perenzin, Piccoli e Zanolla chiedono tempo per analizzare gli atti e decidere la linea. Stiamo lavorando, dicono, per l'assoluzione. Il patteggiamento è del tutto escluso. CISL, FNS, troppe carenze tra i vigili del fuoco e carcere. Rinnovata la segreteria del sindacato con l'ingresso del bellunese Umberto Dalfarra. Zambon, 3 pompieri, mancano 45 persone. UNCEM, l'unione che riunisce gli enti montani, bonus 110% per tutti. La montagna va sostenuta. Il bellunese Vigne, le agevolazioni non possono valere solo per i condomini. No al Green Pass obbligatorio sugli scuolabus, rischio caos nei piccoli comuni. Il presidente veneto dell'UNCEM chiede di tutelare le persone che vivono nelle terre alte. Belluno, il centro islamico, compra la sede alla ex caserma Piave da affittuari a proprietari. L'associazione Insieme per il Bene Comune, unica partecipante all'asta, $500,000 al comune. Buoni per fare la spesa, così insieme si può, rallegra il Natale dei poveri. Ragazzi adottivi over 18, 3 incontri dell'ULSS Dolomiti, loro riservati. Del Vesco, 32 anni da volontario del soccorso alpino, sono stato travolto da una valanga. Il 77enne bellunese è in forza al soccorso alpino con i suoi cani, che paura durante quell'inverno sulle Tofani con Doc. E questo è un po' la titolazione, l'estratto della intervista realizzata dal Corriere delle Alpi a Giovanni Del Vesco. Siamo sulla pagina di Feltre. Museo civico archeologico, debutto con il Pretoriano. La lapide del militare Lucio Oclazio Fiorentino, in arrivo dalle terme di Diocleziano, sarà la protagonista dell'evento di lancio con una esposizione da marzo a luglio. L'iscrizione funebre prestata dalla capitale dialogherà con l'altra già conservata a Feltre. Anna Casanova lascia la geriatria. L'ULSS cerca un nuovo primario. Selezioni anche per l'infanzia del Santo Maria del Prato, per radiologia e disabilità del San Martino di Belluno e per medicina di Pieve di Cadore. La ricerca di primari da parte dell'ULSS Dolomiti. E superiamo un inserto ed eccoci su altre pagine che il Corriere delle Alpi dedica alla provincia di Belluno. Sirena al cielo per salutare l'ex comandante Calligaro a Feltre.
Oltre. La frazione di Vellai gremita di uniformi di pompieri e divise sportive della Dinamo. Nell'omelia il ricordo di un protagonista del volontariato. Era un personaggio poliedrico. La Schola Cantorum di Santa Giustina torna sul palco, festa per i 40 anni del sodalizio musicale. I cantori hanno superato le difficoltà logistiche legate alla pandemia. Il direttore D'Arros non è stato facile trovare dove cantare in sicurezza. L'evento avverrà al Comunale di Belluno, al Teatro Comunale di Belluno. 40 anni di dolce lavoro per la pasticceria Annalisa. La famiglia Piaser festeggia la dipendente di lungo corso. Aveva 16 anni quando venne chiamata dal capostipite Angelo. Aiuti a imprese, enti e privati. Sosteniamo la residenzialità a chiesta al pago. Il sindaco Dal Borgo illustra un'articolata manovra che abbraccia più settori e chiunque deciderà di venire a vivere da noi avrà la Tari azzerata per 3 anni. Queste le decisioni assunte dal comune di Chies dal Pago per favorire la residenzialità. La cucina come inclusione, Andriolo, ricette condite da storie di vita vissuta. L'autore organizza da tempo corsi con Lassi, corsi di cucina rivolti alle persone con portatori di handicap per aiutare il loro inserimento nella società. Il negozio di alimentari riapre a Zoppedicadore e si riorganizza sfruttando la tecnologia. Lunedì l'apertura, a gestirlo sarà una cooperativa tra residenti, la merce non disponibile sarà ordinata online e arriverà a breve. È morto Elio Daurù, ex amministratore del comune di Roccapietro, di cui è stato sindaco, della comunità Montana Gordina, di cui è stato presidente, anche della provincia di Belluno, che ha guidato per 5 anni. Cortina, giochi, obiettivo tagliare i tempi nel bilancio veneto, 85 milioni. Il vice ministro Morelli spiega che i poteri commissariali saranno molto ampi. Malagò, il presidente del CONI, gettati via 18 mesi, bisognerà finire tutto per i test di gennaio 2025. Adesso è ufficiale, sabato si inaugura la nuova capinovia Pocol 5 Torri a Cortina. Auronzo, palaghiaccio, stallo senza fine. Unione Sportiva Tre Cime, ce ne andiamo. Lo storico sodalizio valuta l'opzione dopo mesi in cui attende notizie dal comune. La vicepresidente Vecellio, se non vogliono riaprirlo, ce lo dicano subito. Dirottiamo una corsia sul tunnel di Enel. Siamo in Comelico. A Santo Stefano di Cadore ieri si è svolto un consiglio straordinario sul tema della Galleria Comelico. L'opposizione diffida il sindaco Meneghetti a firmare qualsiasi ordinanza di chiusura. Il problema è quello appunto di trovare una soluzione una alternativa alle soluzioni prospettate dall'ANAS, che prevede la chiusura totale per oltre 2 anni o parziale per un tempo ancora più lungo della galleria per ristrutturarla, e si cerca appunto il modo per non isolare il Comelico, pur comprendendo la necessità di sistemare l'attuale galleria. Ma dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che in prima pagina apre proprio con questa notizia: Comelico, la nuova proposta, il tunnel Enel. E c'è appunto la proposta di riattivare la strada antica che consentiva di arrivare in Comelico, la strada della Valle, facendola come alternativa durante i lavori alla galleria. Un'alternativa parziale, nel senso che ne verrebbe riattivata una parte che poi si inserirebbe nella galleria e intanto si lavorerebbe in una parte della galleria, e poi con l'altra parte si farebbe lo stesso nel senso contrario, in modo da poter garantire i lavori
a tutta la galleria, ma al tempo stesso anche di poter garantire l'accesso alla valle senza dover fare giri molto più lunghi come quello per il Passo di Sant'Antonio da Auronzo. Ma il titolo principale della prima pagina del Gazzettino: non si vaccina, sospeso un primario. Bissoli Medicina Nucleari aveva ritirato un ricorso al tribunale dicendo di essere pronto a immunizzarsi, ma non l'ha mai fatto. Il tema viene approfondito anche in seconda pagina. Insieme ad altre notizie di carattere sanitario relative alla pandemia. Vincere il Covid non sempre vuol dire mettere fine all'incubo. Sono le parole del primario della pneumologia di Belluno. Ci sono pazienti che riportano danni permanenti, non solo psicologici. C'è chi ritorna a respirare autonomamente solo dopo 9 mesi e chi riporta parestesie. Causa alla Cina, sentenza vicina. Si discuterà il 3 febbraio la richiesta di risarcimento danni promossa dal direttore dell'Hotel de la Poste di Cortina. È evidente la pericolosa mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la prima fase dell'emergenza sanitaria per la pandemia. L'avvocato Vignola, per dare prova che l'atto è arrivato a destinazione, porterò la ricevuta. C'era stato un investimento di ingenti risorse economiche e organizzative della rete di imprese. Questa è la motivazione che ha portato alla causa. E poi viene analizzato il tema dell'isolamento del Comelico per i lavori alla galleria. Nuova idea dei sindaci: usiamo il tunnel Enel. Questa soluzione permetterebbe di chiudere la galleria sud sistemando la vecchia strada. La proposta però non è riuscita a convincere tutti. È impraticabile, in bocco stretto e perpendicolare. L'intervento consentirebbe di sistemare l'esistente e la strada laterale per le emergenze. L'opposizione: se l'attuale passaggio è pericoloso, ANAS dovrebbe chiuderlo subito. Carosello sciistico con la Pusteria: il ricorso ambientalista non spaventa. Il sindaco di Comelico Superiore sta un nuovo polacco. Andiamo avanti con il progetto continuando il dialogo con la soprintendenza. Il riferimento è un ricorso di alcune associazioni ambientalistiche contro l'ipotesi di collegamento sciistico, appunto, tra il Comelico e la Pusteria. Ed eccoci a Feltre, patrimonio archeologico come volano turistico. Una mostra racconterà la storia della nobile famiglia degli Oclati. Il giallo delle 2 lapidi funerarie legate alla sepoltura dello stesso, ma in posti diversi. E c'è anche un'immagine dell'assessore Del Bianco che mostra una delle 2 lapidi funerarie attribuite a Lucius Oclatius. Spettacoli estivi in piazza grazie al Consorzio Dolomiti. L'organismo si è accollato alla fornitura di energia elettrica. Il Presidente del Consiglio Manuel Sacchet: il gruppo ha pagato una bolletta da ben 871 euro. Grazie di tutto Gigi, sei stato un campione di morale e di etica. Con questo titolo il Gazzettino sintetizza il senso del funerale che si è svolto ieri a Vellai di Gianluigi Calligaro. Sul feretro il casco e la sciarpa della sua squadra di Vigili del Fuoco, poi il ricordo delle ragazze del calcio. Tanti colleghi e amici sportivi hanno voluto dire addio ieri allo storico capo del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Rifiuti raccolta porta a porta, ora la Valpe gestirà il servizio ad Arsier. Deborah Colle: il dolore dei genitori, quella strada è troppo pericolosa. Si tratta della giovane 29enne di Santa Giustina, deceduta domenica sulla Feltrina a seguito di un incidente stradale. Saverio alleva 1500 galline, ma la burocrazia non ci aiuta. Si tratta di Saverio da Rocco.
che in Zoldo ha vinto la sua sfida raddoppiando l'allevamento a terra. Le tempistiche per avere risposte sono di anni, sottolinea, servono più sostegni per le piccole aziende di montagna. Stazione di Polpet, nuovo sottopasso della discordia. Denardi di Treni Belluno, contestiamo i materiali e anche l'intero progetto. Addio ad Aurù, il professore della politica. Se n'è andato l'ultimo grande vecchio della politica bellunese. Aveva 84 anni e fu presidente della provincia di Belluno dall'85 al 90. Insegnante di scuola media, fu per anni sindaco di Rocca e presidente dell'Unione Montana, mentore e grande amico di Floriano Pa. Il suo grande cruccio, il decreto firmato da Pertini che ha stravolto i confini della Marmolada. Grazie a lui l'apertura definitiva della Valle del Mis e della Val Fiorentina. Andiamo ancora avanti sulle pagine del Gazzettino. Snowboard, tutti al lavoro sul Falorio per la Coppa. Siamo a Cortina, sabato in notturna la prova di slalom sulla pista Tondi, il 29 gennaio però si replica a Socrepes con lo snowboard cross. Auronzo, interramento tralicci, avanti tutta, tanti cantieri ed opere concluse. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.